Discariche vicine chiuse per essere adeguate alle normative e inevitabili disagi con annessi costi che lievitano per i comuni chiamati a trasferire i rifiuti lontano dal territorio agrigentino. I sindaci non ci stanno e criticano il provvedimento deciso dal governo Musumeci. Si sono rivolti anche al prefetto Caputo. E sulla grave situazione, i cui riflessi certamente negativi finiranno per ricadere sulle tasche dei contribuenti, interviene Giusy Savarino, deputato regionale. Ho investito del problema l'assessore Piero Bonne e il dirigente Cocina, spiega la parlamentare ravanusana. Vanno velocizzate al massimo le autorizzazioni in itinere, discarica di Enna in primis, e nelle more vanno trovate soluzioni alternative ad Alcamo, che comporta costi abnormi, oltre alla tolleranza etica per tutti i comuni ad est della provincia agrigentina. Soprattutto per i comuni virtuosi, puntualizza la Savarino, che fanno la differenziata come vuole il presidente Musumeci. Vanno fatti allora tutti gli sforzi possibili e promosse le risoluzioni che premino e non ne danneggino oltremodo, caricando di costi intollerabili i cittadini. Nelle prossime ore avrò in commissione, annuncia la Savarino, l'assessore e il dirigente al ramo. Mi auguro che riescano a mettere nero su bianco al più presto un provvedimento che, nonostante il momento emergenziale, trovi una soluzione adeguata, eventualmente anche diversificando il luogo di conferimento comune per comune. E ad Agrigento la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Marcella Carlisi punta l'indice contro la mancanza di programmazione dell'amministrazione Firetto. In particolare fa riferimento all'ordinanza sindacale che riguarda il conferimento dei rifiuti, prontamente smentita, sottolinea, ma a distanza di un mese ancora non è stata né ritirata né sostituita. E intanto nei quartieri il degrado prende il sopravvento. Oggi il consigliere di Aula Sollano, Marco Vullo, lancia l'allarme sul quartiere di Villa Seta. Vullo ha anche inviato una lettera al prefetto e ai vertici dell'ASP per chiedere interventi urgenti in ordine allo stato gravoso, conclude, in cui versa la frazione dal punto di vista igienico-sanitario.